Buonasera, Alessandra Moretti, la portavoce vista da vicino questa sera a X News. Buonasera Moretti, ben ritrovata per la prima volta a X News sotto un'altra veste, quella di portavoce del Comitato per Bersani. Senta, parliamo di Renzi, lei ha litigato anche con Renzi, no? Via Twitter, perché lui ha detto sei meglio di Belen, lei gli ha risposto sei un maschilista. Allora, intanto c'è da dire che io sapevo benissimo che non era un personaggio del suo comitato, diciamo, elettorale, che ha espresso dei giudizi stupidi nei miei riguardi e io in maniera forte e determinata gli ho risposto come si meritava gli rispondessi. Con Renzi io lo conosco bene, ci siamo incrociati qualche volta in direzione nazionale perché lui non ama venire nei luoghi della collegialità e del confronto democratico e gli ho anche detto con la schiettezza che fa parte della nostra indole veneta che mi sarebbe piaciuto conoscerlo un pochino di più in direzione, cioè aver modo magari di ascoltarlo, no? Ecco. Quindi ci siamo scambiati qualche battuta, ma poi insomma Renzi è una risorsa per il partito, come lo sono io, come sono tanti giovani che militano nel partito e che cercano di migliorare questo partito, per cui dopo le primarie noi lavoreremo insieme. Per costruire. Sì. Un pregio di Renzi, vediamo se riusciamo a tirarlo fuori. Un pregio di Renzi è perché è toscano. La Toscana è una bellissima regione e Firenze è una splendida città. Un po' poco però, No dai, insomma è un ragazzo coraggioso, tutto sommato è un ragazzo coraggioso che sa e che ha posto insomma determinate questioni. Ecco, per governare l'Italia, e noi con queste primarie stiamo scegliendo il premier che guiderà l'Italia, non è sufficiente. Quindi insomma io credo che lui ha delle buone ragioni e anche delle qualità importanti, però insomma che come me insomma, abbiamo ancora un po' di strada da fare prima di arrivare a assumerci delle responsabilità così importanti. Questo sì. Senta, cosa mi dice invece della candidatura di Laura Puppato? Non se l'aspettava nessuno? Ma Laura ha fatto bene, è una brava consigliera regionale, ha fatto bene anche il sindaco e ritengo che sia importante tra l'altro una presenza femminile di qualità come lei, perché non è solo perché è una donna ma perché ha delle qualità meritevoli e ritengo che non sia, come dire, perché io sapete bene da che parte sto, per cui ritengo che in questo contesto e di fronte a questi candidati la persona più autorevole che può conciliare capacità di governo e spirito di cambiamento e innovazione sia Pierluigi Bersani, però è bene che anche la Puppato partecipi a questa competizione. Bene, ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità, poi ancora con Alessandra Moretti. Privilege. Ristorante, pizzeria, snack, aperitivo. Privilege, Italian restaurant.